Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Signori, è uscita un'altra maglia del Napoli, clamoroso io direi, perché da che abbiamo iniziato il precampionato senza maglietta, addirittura con la maglietta della K, che non era più il nostro sponsor, però naturalmente alla K gli faceva comodo, diciamoci la verità, avere sempre un marchio del Napoli registrato a vendere nello store. E comunque, detto questo, il Napoli ha presentato oggi la maglietta Flame Kit, in poche parole la maglietta dell'amore, loro la chiamano la maglietta dell'amore. Maglia brutta, maglia bella, questo decidetelo voi. Io personalmente vi dico la mia. Ora poi ve le metterò qui le magliette del Napoli, così se non avete avuto ancora la possibilità di vederle, le vedete per bene qui. Vi devo dire la verità. Allora, la maglietta mi piace veramente tanto. Scusatemi se sto guardando lì, ma sto guardando la Serie B. Addirittura il Como ha segnato. Cioè, io ho perso la schedina per colpa del Benevento. Il Benevento che l'Alessandria non segnava in casa da 240 minuti, quanti cazzo erano, è andata a vincere 2-0. Beh, very good Benevento, very good. Allora, stavamo dicendo, questa maglietta è bella e brutta, ragazzi. A me personalmente piace, ma perché mi piace? Perché nel video di presentazione della maglietta, ora poi ve l'ho detto, la maglietta ve la metto lì. Allora, il link per vedere il video di presentazione di questa maglietta ve lo lascio in descrizione, trovate addirittura gli store del Napoli annessi a questo link. La maglietta sarà in vendita da Amazon, quindi io acquisto solamente su Amazon, ragazzi, lo sapete, perché c'è Amazon Prime, mi arriva il giorno dopo, però la potete benissimo comprare sullo store del Napoli. Come detto, le vendite, ora c'è la prevendita di queste magliette, la vendita ufficiale parte il 28 di gennaio, va bene? Ora, il prezzo è di 125 euro. Ragazzi, come già detto, voi pagate questa scritta qui, Emporio Armani, se era della K la pagavate 60 euro tranquillamente, a meno che non era la maglia di Maradona, quella lì di Maradona, l'Argentina Style, che costava 99 euro, ma anche questa sarebbe costata sui 99 euro con lo sponsorizzazione K. Detto questo, come stavo dicendo, nel video di presentazione di questa maglietta, che io qui non vi posso mettere per motivi di copyright, c'era il buon Dries Mertens, apriva e chiudeva il video, quindi non è che ci stanno dicendo qualcosa sul rinnovo di Mertens sotto, perché voglio qualcosa di velato c'è sempre, non c'è Insigne che presenta la maglia, e tu dici giustamente, perché Insigne se n'è andato a Toronto, ha già fatto il video per il Toronto, All for One, grande Lorenzo, per far credere che Dries possa rinnovare con il Napoli. Io ci credo. Se Mertens vuole rimanere a Napoli, le condizioni le sa, abbassi il tuo stipendio, perché oramai stai andando verso il declino della tua carriera, anzi io mi spero di no, perché ragazzi poi c'è un picco di carriera e poi c'è inevitabilmente un declino di carriera del calciatore, lo sappiamo, a meno che non ti chiami Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic. Lionel Messi è molto in fase calante, lo sappiamo, anche a Parigi sta facendo malissimo, ha vinto il pallone d'oro perché gli hanno voluto regalare il pallone d'oro, ma il pallone d'oro secondo me se lo meritava o Jorginho o Lewandowski per l'anno passato, per quest'anno se lo meritava Jorginho a mani basse. Quindi io starei molto attenti quando mettono questi video, queste cose, perché io mi attacco a tutto, e ci dobbiamo attaccare a tutto come ci siamo attaccati all'acquisto di Amazon al Napoli, perché queste cose che per voi sembrano cazzate, ma per i tifosi del Napoli, per alcuni tifosi sono pane quotidiano, va bene? Queste notizie, queste cose, e io ci camperei su questi video che rilascia il Napoli, perché tu vedi, a parte nell'immagine di copertina di Amazon abbiamo Osimhen, Rachmani e proprio Dries Mertens. Dries Mertens che conclude il video, ora non mi ricordo in che modo, comunque il video lo trovate come detto in descrizione, però iscrivetevi al mio canale se volete vedere queste chicche, queste cose, vi dovete iscrivere al mio canale, ragazzi. Chiude dicendo, ora non capisco se parla in napoletano o parla in italiano, perché parla talmente veloce che non si capisce, ma io penso che dica accatta la maglietta dell'amore, una cosa del genere, e
è un buon segnale per noi tifosi del Napoli che vogliono Dries Mertens, che è partito anche l'hashtag Ciro a vita, e quindi ragazzi questi sono segnali forti da parte della società, perché se non volevi mettere altri giocatori mettevi un altro giocatore, tipo mettici un Meret, mettici un Zielinski, un Lozano, che sappiamo Lozano quanto venda in Messico. A parte mi ha fatto sapere, ho saputo oggi da Valerio di Caffè Napoli 1926, che negli store americani del Napoli sono fermi all'anno scorso addirittura la roba nuova, le magliette queste qui dell'Armani, e questa roba qui non è ancora arrivato nulla lì in America. E qui c'è da fare una piccola riflessione da Valerio De Laurentiis, una piccola critica, siccome dici siccome dici che i tifosi del Napoli sono sparsi in tutto il mondo, questi cazzo di store li vogliamo aggiornare per i tifosi di tutto il mondo? Perché se noi... oh, che è il rigore per il Pisa? No? Boh, non si capisce. Comunque, detto questo, tanto l'ho persa per il Benevento. Detto questo, ampliamo questo mercato, questo marketing che tu dici di volerlo portare, il marchio Napoli in tutto il mondo, e poi ti blocchi sulle cazzate. Detto questo, fatemi sapere cosa ne pensate voi di questa maglietta, se la trovate bella, se la trovate brutta, se credete che proprio Dries Mertens possa significare qualcosa in questo video. Detto questo, passiamo a Napoli-Salernitana, perché voglio nel mentre il Napoli non ha rilasciato alcune dichiarazioni, nessuna intervista prepartita, cioè il Napoli praticamente ha fatto silenzio totale, e questa cosa io la trovo alquanto allucinante, alquanto ridicola, perché sei una società di calcio, ti devi presentare in conferenza stampa, la conferenza stampa va fatta per dire le ultime novità sia di calciomercato. Se non vuoi parlare di calciomercato parlerai di tattica, parlerai del tuo avversario. L'ha fatto l'allenatore della Salernitana, addirittura, che sono in un focolaio Covid allucinante, e l'ha detto anche lui. È inutile giocare questa partita contro il Napoli visto le tante assenze che abbiamo, e questo nessuno lo mette in dubbio. Però potete ancora salvarvi se giocate tutto il campionato come avete giocato la partita d'andata contro il Napoli. Che ne pensi? Iervolino, come si chiama il nuovo presidente della Salernitana, che anche lui è napoletano, e forse ci sarà allo stadio Diego Armando Maradona. Comunque, stavamo dicendo probabile formazione proprio di Napoli-Salernitana. Allora, ci sono tanti dubbi, va bene? C'è la tentazione proprio di far partire Victor Osimhen da titolare da parte di Luciano Spalletti, però ragazzi io personalmente lo farei partire dalla panchina, e ora vi spiego anche il perché. Abbiamo visto che già nella partita di andata la Salernitana ha giocato con il coltello fra i denti contro il Napoli, va bene? Non me ne vogliate tifosi della Salernitana, perché poi ognuno c'ha avuto i casi Covid, ognuno c'ha avuto gli infortuni, noi abbiamo avuto la Coppa d'Africa, il Covid e gli infortuni, e loro vengono qui a Napoli con la squadra praticamente dimezzata, va bene? Però perché io vi dico facciamo giocare Mertens da prima e poi fai entrare Osimhen al risultato forse già sull'1-0, 2-0, e quindi c'è meno cattiveria agonistica da parte dei giocatori della Salernitana per recuperare la palla. Quindi il dubbio è questo qui, poi c'è il dubbio addirittura Insigne se debba giocare, ci sono tante tentazioni per Luciano Spalletti. Comunque andiamo a vedere la probabile formazione con Meret fra i pali, e Ospina non è ancora al 100%, quindi ci andrei cauto, perché alcuni addirittura già hanno detto Ospina facciamolo giocare titolare. No, andiamoci con i piedi di ferro, di piombo addirittura. Linea difensiva a 4 con Di Lorenzo, Rachmani, Juan Jesus e Mario Rui. Con il ritorno di Mario Rui, il buon Gulam, ragazzi, io penso che non lo rivedremo più fino a un nuovo infortunio di Mario Rui o un cartellino o insomma di ammonizioni per Mario Rui, e mi dispiace veramente tanto perché Gulam è molto più forte di Mario Rui, però per il buon Luciano Spalletti Mario Rui dà più copertura, come dargli torto. Mario Rui corre, Gulam ha sempre, forse secondo me, in mente gli infortuni che ha, e quindi spinge un pochino meno. Detto questo, in mediana Lobotka e Fabian Ruiz, quindi si conferma la coppia Lobotka-Fabian Ruiz e non Demme-Fabian Ruiz, ragazzi.
Come fai a togliere in questo momento Lobotka dal centrocampo del Napoli per mettere Demme? Ragazzi, Lobotka fa tutto in mezzo al campo, sembra un Jorginho dei tempi d'oro del Napoli, a dire la verità, quindi è difficile che Luciano Spalletti lo faccia partire dalla panchina. Poi staremo a vedere con il ritorno di Anghissà se si giocherà le sue chance Lobotka contro il buon Anghissà, e io me lo spero, perché sinceramente Lobotka sta facendo benissimo e io non dimentico tutto il bene che sta facendo con questo Napoli Lobotka, quindi stiamo attenti, perché ci saranno molti ballottaggi su questa fascia, su questa parte di centrocampo in mediana per il Napoli. Poi linea di centrocampo con Lozano, Zelinski ed Elmas, quindi Insigne dovrebbe partire nuovamente panchinaro, e ragazzi, nel video di presentazione della maglietta Insigne non c'è, quindi lo sappiamo tutto, quindi secondo me già stanno pensando al dopo Insigne, ed è giustissimo ragazzi, ed è giustissimo. Poi Elmas, ragazzi, spero che Elmas possa ritornare al gol, possa disporre di una buona prestazione contro la Salernitana, e staremo a vedere se Lozano è stato solo un fuoco di paglia contro il Bologna oppure veramente è tornato il Chucky Lozano che conoscevamo. In attacco, ragazzi, come detto, c'è questa alternativa, questo ballottaggio Osimhen-Mertens. Io farei partire titolare Dries Mertens, il motivo già lo sapete. Detto questo, io vi ricordo di iscrivervi al canale di Neapolis 1926, ragazzi. Occhio, perché stasera c'è Lazio-Atalanta. Se la Lazio fa il colpaccio, il Napoli potrebbe allungare ulteriormente sull'Atalanta. Detto questo, io vi ricordo di iscrivervi al canale di Neapolis 1926 se ancora non l'avete fatto, cliccate la campanellina per rimanere sempre aggiornati sulle notifiche di nuovi video. Sempre e comunque forza Napoli, ciao aiù, che dobbiamo dire più.